Motori spenti ai semafori e termosifoni fino a 19 gradi. Scattano da questo sabato anche in Veneto le ordinanze per limitare lo smog. Stop quindi ai vecchi veicoli, compresi i diesel Euro 4. Anche nei giorni in cui l'aria sarà buona, la novità rispetto al 2020 e al 2021, quando c'era stata una deroga a causa del Covid, quest'anno invece da Roma non è stata prevista alcuna sospensione e quindi stop appunto ai veicoli diesel Euro 4. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 29 settembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda le ordinanze anti-smog che partono da questo sabato senza alcuna deroga. Fermi i veicoli diesel Euro 4, termosifoni fino al massimo 19 gradi, c'è naturalmente il problema dei controlli e per questo si riuniscono sindaci e presidenti di provincia. C'è un dibattito sulle domeniche ecologiche e soprattutto la questione degli Euro 4. L'assessore regionale del Veneto Giampaolo Bottaccina aveva inviato al Ministero della Transizione Ecologica una lettera per chiedere il rinvio dell'ordinanza o almeno la deroga rispetto ai veicoli Euro 4, giustificando la richiesta con la drammatica situazione collegata ai costi energetici che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Nessuna risposta dal Ministero, quindi da sabato e fino al 30 aprile nei comuni con più di 30.000 abitanti e negli agglomerati, cioè nelle periferie delle città, divieto di circolazione dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1 e per i diesel da Euro 0 ad Euro 4, per i ciclomotori Euro 0 anche. E se poi le condizioni dell'aria dovessero peggiorare o scattasse l'allerta arancione o rossa, staranno fermi anche i diesel Euro 5. A denti stretti, ma l'orientamento dei sindaci veneti è quello di adeguarsi. Quindi dal 1 ottobre le indicazioni della regione dovranno essere recepite dai comuni con le ordinanze. Si studia anche una scatola nera per misurare il chilometraggio dei veicoli inquinanti. La notizia sul Gazzettino di oggi, un articolo di Alda Vanzan. Nessuna deroga quindi, nonostante la richiesta di Bottaccin che appunto aveva chiesto la deroga sulle restrizioni al traffico. Troviamo un articolo proprio su questa richiesta sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Inquinamento, il motivo della richiesta recapitata al Ministero della Transizione Ecologica va individuato, come abbiamo detto, nell'aumento dei prezzi dell'energia, richiesta che però pare essere caduta nel vuoto. Nel frattempo il sindaco di San Pietro di Cadore in provincia di Belluno annuncia che riceverà i cittadini in ufficio senza riscaldamento, quindi al gelo. La motivazione: bisogna risparmiare. Un'iniziativa in tempi di crisi energetica e di rincari esponenziali per gasolio e luce, quando i sindaci cercano tutte le soluzioni con l'obiettivo di risparmiare il più possibile. Insomma, il sindaco di San Pietro di Cadore accoglierà i cittadini nel suo studio al piano nobile della prestigiosa seicentesca Villa Poli al freddo e indossando la giacca invernale. Del resto, in quella zona, tra il Piave e il confine con l'Austria, le temperature scendono a lungo sotto lo zero. È indispensabile procedere a un risparmio, ha spiegato il sindaco. Ci aspettano tempi senza sprechi sul doppio fronte del gasolio e dell'illuminazione, da realizzare evitando di riscaldare per esempio le stanze del municipio poco utilizzate, come l'ufficio del sindaco. Così riceverò i cittadini al freddo. Del resto, spiega il Gazzettino, il principale inquilino dell'unica villa veneta in territorio ladino è più facilmente rintracciabile nei vari uffici municipali da dove coordina e organizza la macchina amministrativa. Quando riceverà, meglio dotarsi di una maglia in più e di giubbotto. Bene, questo per quanto riguarda la crisi energetica, le limitazioni alle ordinanze antismog e le ordinanze dei sindaci per lo stop dei veicoli Euro 4 e il tetto del riscaldamento a 19 gradi.
Passiamo ora alla politica invece, numerose pagine nei quotidiani locali di oggi, quindi via con la rassegna. Prima di tutto il caos nella Lega, la tregua non regge. C'è una petizione che circola tra gli iscritti del Carroccio in cui si chiede subito il congresso e sostanzialmente si chiede la testa di Salvini. La petizione continua, nelle sezioni firmano tutti. L'europarlamentare trevigiano Darè dice un conteggio non c'è ancora ma nessuno si rifiuta di farlo. Boron, consigliere regionale di Padova, per i congressi va bene ma serve una verifica dei nuovi militanti. E c'è anche chi nella Lega dice onore a Enrico Letta che si è dimesso dopo la batosta, implicando in qualche modo, suggerendo che Salvini dovrebbe fare lo stesso. Continueremo a chiedere il confronto fino a che non ci sarà davvero. Queste le parole d'ordine che circolano tra la base della Lega, nonostante la riunione del Consiglio federale che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede del Carroccio. La foto che ha fatto il giro dei social con Salvini e Zaia seduti vicino, ma nelle ultime ore c'è stato anche un litigio in TV tra Darè e Bitonci, due pezzi grossi appunto della Lega in Veneto, negli studi di Antenna 3. C'è questa petizione che circola chiedendo appunto il congresso, ma Zaia nel frattempo detta la linea del silenzio, stop con le polemiche e no alle firme. Il presidente della giunta regionale del Veneto ha riunito i consiglieri regionali e gli assessori al K3 di Villorba e ha dato ordini molto chiari. I veneti ci guardano, adesso non è il tempo dei discorsi delle polemiche, adesso è il tempo di concentrarsi sull'amministrazione, zero polemiche, 100% attività. E in effetti nessun esponente della regione, dalla giunta del consiglio regionale, ha firmato la sottoscrizione promossa dai cosiddetti dissidenti, Darè, Bano, eccetera, per accelerare la convocazione del congresso regionale. Naturalmente è difficile pensare che si tratti di una coincidenza e quindi l'ipotesi è che da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini, sedi delle istituzioni regionali, la consegna sia una sola, non esporsi in questa fase molto delicata. Tutto questo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, ma anche il giornale di Vicenza si occupa dei litigi, del caos vero e proprio che sta sconquassando la Lega in Veneto, e lo fa intervistando Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, esponente di punta della Lega in questa regione. Salvini adesso va avanti, dice Ciambetti, il futuro si deciderà al congresso. Insomma, non nega che si tratti di un crollo, di un vero e proprio tonfo elettorale, l'ultimo risultato alle elezioni politiche. I numeri di queste politiche parlano chiaro, dice Ciambetti, ma la Lega ha visto di peggio. Quindi ammette la sconfitta e guarda oltre, con uno sguardo però anche al passato. Ho visto Comencini, ho vissuto il 2006 con risultati scarsissimi, la Lega ciclicamente viene data per morta ma poi ritrova le energie per continuare. C'è l'ipotesi del 4 novembre per l'election day dei congressi provinciali della Lega, insomma cautela, suggerisce Roberto Ciambetti. E sulla stessa pagina del Giornale del Veneto invece parla il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella. Il PD si riunisce, avrà la direzione nazionale il 6 ottobre e Martella chiede senza mezzi termini di rifondare il partito. Alessandra Moretti, già consigliera regionale, ora europarlamentare del Partito Democratico, parla di troppi errori e le segreterie del Partito Democratico di Verona e Belluno andranno a rinnovo entro l'anno. Tornando sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, ma restando in casa PD, troviamo una lunghissima intervista a Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.
che appunto è rimasto a Palazzo Ferrofini dopo aver rifiutato la proposta di candidatura alle politiche da parte del segretario del PD Enrico Letta. Cosa dice Giacomo Possamai? Con le alleanze sarebbe stata un'altra storia. Non siamo riusciti a trasferire le nostre idee. Nessun passo indietro sull'autonomia, promette Possamai. Ora faremo opposizione e dovremo essere bravi a rilanciarci. Siamo rimasti stabili mentre la Lega ha perso molti voti, sottolinea però Possamai, ricordando appunto il dato dei votanti che ha visto il PD confermare le proprie percentuali e anche più o meno i propri valori assoluti, invece la Lega è uscita dimezzata appunto da questa tornata elettorale. Questo ci dà fiducia, dice Possamai, pensando alle elezioni regionali del 2025. Ancora, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, abbiamo una dichiarazione di Alessandro Zan, deputato rieletto del Partito Democratico a Padova, chiede un congresso vero del Partito Democratico in cui cambiare le regole e aprirsi al nuovo. Quindi una dichiarazione in linea con quella del segretario regionale Martella, che chiedeva sostanzialmente la rifondazione del partito. Questo per quanto riguarda la politica. Chiudiamo con due notizie flash. La prima, siamo tra i pinnacoli del Violet, sospesi su una fettuccia tra le guglie, maxi multa. 4 turisti cechi avevano fissato il nastro a 2800 metri di altitudine, sono stati individuati dalla finanza privi di ogni permesso, hanno creato un rischio per i voli a bassa quota. I funamboli abusivi hanno violato la sicurezza degli spazi aerei, è prevista una sanzione da 6.000 euro. Si tratta questa di un'attività che va disciplinata assolutamente. Alex Barattin, delegato del soccorso alpino e speleologico per Belluno e Treviso, rivolge un appello alla regione. A 10 anni dalla legge approvata sull'onda della tragedia di Falco serve un colpo di reni per attuarla fino in fondo, in modo da regolamentare una disciplina altrimenti molto pericolosa per i soccorritori che volano a bassa quota. Insomma, dopo l'estate degli escursionisti imprudenti, ecco l'autunno dei funamboli abusivi, scrive Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi. Non c'è pace sulle Dolomiti. Ieri la Guardia di Finanza ha reso noto di aver individuato 4 turisti di origine ceca sorpresi in Trentino Alto Adige a camminare su una fettuccia tesa a 2800 metri di altitudine, sospesi nel vuoto e soprattutto privi di autorizzazione, motivo per cui sono stati segnalati all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in vista di una sanzione che potrebbe superare i 6.000 euro. Un fenomeno sempre più diffuso in Veneto, anche secondo appunto Alex Barattin, delegato del soccorso alpino e speleologico per Belluno e Treviso. Infine fa discutere il caso dei batteri nei wuster, allerta in Veneto, coinvolta un'azienda veronese. In Italia si contano 3 morti sospette e 66 casi. L'azienda si difende e dice non c'è evidenza sulla correlazione. Interviene anche Andrea Crisanti, neoeletto parlamentare del Partito Democratico, ma anche microbiologo. Dice la malattia può essere curata, il fatto è che spesso è individuata tardi. Di cosa si tratta? Si tratta della listeria. Non c'è nessun allarme listeriosi, dice Crisanti. Questa infezione si conosce da tantissimo tempo e in genere viene trasmessa attraverso prodotti non pastorizzati oppure conservati non in maniera corretta, ma è una malattia appunto che se presa per tempo si può curare. Perché allora i 3 decessi? Perché si tratta di un'infezione molto rara e difficilmente quindi i medici la diagnosticano per tempo. Purtroppo un'infezione che si è individuata tardi può avere conseguenze molto gravi. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.